Nota stampa del Partito Democratico di Agrigento sull'operato del sindaco Francesco Miccichè, che si chiede perché il sindaco non risponde. Il sindaco Miccichè non ha mai avuto un buon rapporto con la trasparenza amministrativa e conseguentemente con la stampa, tranne che con alcuni giornalisti che si prestano ben volentieri a fargli la spalla. Questo quanto affermano i componenti della segreteria del PD del Circolo Vittoria Giunti di Agrigento. Conscio della sua inadeguatezza, ha sempre rifiutato, fin dalla campagna elettorale, qualsiasi confronto con gli avversari politici e con i cittadini. Di fronte alle critiche e alle legittime richieste di chiarimento dell'opinione pubblica ha sempre fatto orecchie da mercante, rifugiandosi intenzionalmente in un silenzio imbarazzante. Da ultimo, continua il PD agrigentino, dopo una serie di spese manifestamente esagerate per eventi culturali legati al titolo di capitale italiana della cultura, si pensi a convegni deserti o al banalissimo videomapping costato ben 150.000 euro per pochi giorni di proiezione, è venuto in risalto il costo vistosamente gonfiato del concerto del maestro Muti nella Valle dei Templi. Sulla vicenda l'intervento del professor Pasquale Seddio, denunciando l'enormità del contributo pari a 650.000 euro, quando lo stesso evento organizzato lo scorso anno dal comune di Lampedusa era appena costato solo 100.000 euro. Come spiegare questo incremento di costo di 550.000 euro? A questa domanda semplice avrebbe dovuto far seguito una spiegazione immediata ed esaustiva da parte sia dell'ente parco che ha organizzato l'evento che da parte della fondazione che gestisce i fondi stanziati per Agrigento, capitale della cultura, ma soprattutto da parte del sindaco Franco Miccichè, che rappresenta la città a voce in capitolo in merito a queste vicende. Purtroppo a distanza di una decina di giorni dall'evento tutto tace. Perché il sindaco non risponde? Cosa ha da nascondere? Questo quanto affermato nel comunicato stampa del Circolo Vittoria Giunti di Agrigento. E intanto il segretario del Circolo Vittoria Giunti di Agrigento, Nino Cuffaro, interviene sulla vicenda relativa a Sabrina De Capitani, indagata nell'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che in una conversazione intercettata dagli inquirenti ha affermato: «Io su Agrigento sono forte col PD». Non sappiamo a chi e cosa si riferisca di preciso la De Capitani, ma per quel frammento di rappresentanza del Partito Democratico che ci compete possiamo affermare di non avere mai conosciuto e tantomeno intrattenuto rapporti di qualunque tipo con l'ex portavoce del presidente Galvagno. D'altra parte è notoria la nostra attività di opposizione al sistema di potere che sgoverna la città, nonché la lontananza dalle stanze dove si realizzano affari e mala politica alle spalle del bene pubblico.